Intanto buon pomeriggio a tutti. Come ho accennato prima, non ho ricette, non ho magie per valutare, nel senso che provenendo poi dall'esperienza di insegnante, avendo insegnato CTP, terza età, adulti, immigrati, in carcere, a corsi per prostitute, cioè tutte, diciamo, anche le estetiste, per dire, uno che dentro non può mai dire ho la soluzione, perché penso che ogni insegnante, per quanto abbia esperienza, arrivi anche ormai alla pensione, l'anno ultimo che insegnerà troverà qualcosa di nuovo e qualcosa che comunque non è così facile da portare avanti, perché ovviamente quando soprattutto poi si valuta, la valutazione, ma già quando si insegna, è sempre un campo aperto, e il bello è anche questo forse, perché non possiamo andare in automatico e dire quest'anno mi riposo un po', vado avanti come ho sempre fatto, perché la classe è diversa, la situazione è diversa. Quindi anche qua quello che volevo era darvi alcune idee, alcune cose che anche in base alla mia esperienza, prima come insegnante, poi come ricercatore e altro, sono venute in qualche modo a conoscenza e condividerle con voi. Quindi poi se c'è anche con voi modo di parlare, mi farebbe piacere, perché condividiamo più cose. Allora, la valutazione già in generale è un problema, nel senso che quando già dobbiamo valutare, io mi rendo conto che anche quando insegno normalmente, eccetera, qualcuno dice cosa pensi della valutazione? Gli insegnanti cosa pensano della valutazione in generale? Se uno dovesse associare una parola, che parola mettereste vicino a valutazione? Cosa vi verrebbe in mente? Cosa vi viene in mente? Percorso? Non siate timidi. Qualcuno mi diceva, anche quando faccio queste domande, ansia, paura che non sia la prova corretta quando viene data. Si capisce che forse al giorno d'oggi preoccupa più noi la verifica che prepariamo che gli studenti. Cioè, nel senso che cosa succede? Tanti insegnanti che sono bravi, fanno veramente un lavoro ottimo, mi dicono: a me piace moltissimo insegnare, il mio lavoro, se potessi fare a meno di valutare sarei contento. Ma non perché non si riconosca un valore alla valutazione, nel senso che la valutazione è importante, fa parte di un percorso, perché dobbiamo vederlo così, è un percorso che finisce con la valutazione, però proprio ci mette a volte ansia, perché a volte abbiamo degli strumenti che non sappiamo se effettivamente sono i migliori per andare a verificare le conoscenze e le competenze dei nostri studenti, perché sapremo poi se una verifica è andata bene o meno solo nel momento in cui andiamo a provarla. Quindi questo è una delle cose che è difficile a volte, no? Partire e dire sono sicuro che questa funzionerà per tutti, andrà bene per tutti quanti, eccetera. Quindi proprio per questo motivo la valutazione già in generale è problematica, figuriamoci con l'alunno straniero. Perché dico con l'alunno straniero? Perché con l'alunno straniero ci sono anche delle implicazioni culturali della persona. Molte volte noi non conosciamo la persona dal punto di vista culturale, cioè se una classe io vedevo, mi arrivavano certi studenti, sì, posso anche informarmi di com'è la cultura, cosa fanno, eccetera, ma non subito. Non riesco ad avere tante informazioni che mi sarebbero utili per capire certi atteggiamenti. Un atteggiamento, per esempio, che è strano, di alcuni genitori, il fatto che, ho visto con gli studenti orientali, i genitori non venivano a scuola durante il ricevimento a parlare o meno. Allora, visto dal nostro punto di vista, uno direbbe, se succede che un genitore italiano non viene a parlare per i propri figli, dice, questo non gli interessa niente, ha messo lì i figli e basta. In realtà lì è diverso, è l'opposto. Loro si fidano, cioè è proprio a livello culturale, io mi fido della scuola per la formazione di mio figlio, quindi non vado a interferire con loro, se a meno che non ci sia bisogno. Quindi il fatto che magari non sia una presenza costante è per questo motivo, ma non perché non ci sia l'interesse. Però giustamente se uno non ha la chiave di lettura per vedere questo, capita questa situazione.
oppure anche altre cose, noi dobbiamo leggerle rispetto all'ambito culturale che rappresenta l'allievo straniero. Vi faccio un altro esempio che è capitato, vi dirò vari esempi capitati proprio perché quando uno ha esperienza di lavoro, che ci lavori, è più le cose concrete, magari possono sembrare banali, ma servono di più. Che molte volte noi valutiamo l'alunno straniero pensando a una griglia che è quella dell'alunno italiano. Quindi molte volte supponiamo che uno dovrebbe avere certe conoscenze, eccetera, rispetto all'alunno italiano. E invece magari l'alunno straniero ha altre conoscenze, possono essere di più in certi campi, di meno in altri, però possono essere diverse. E vi spiego cosa è capitato a una maestra. Allora, lei ha fatto una verifica, visto che parliamo di valutazione, e aveva fatto la storia di Cappuccetto Rosso. Ha fatto la storia di Cappuccetto Rosso e ha dato delle scelte multiple per verificare la comprensione, no? Alla classe, quindi c'erano ragazzi italiani, c'erano anche ragazzi stranieri. Una ragazza straniera, che era indiana, alla domanda qual è l'animale nella storia? Che animale si tratta? E c'erano ovviamente, non so, ippopotamo, lupo, agnello, serpente, giraffa, eccetera. Questa ragazza ha fatto una croce, ha risposto serpente. Allora, la maestra intelligente non ha semplicemente sbagliato. Andiamo a chiedere. Perché dice, ma lei sapeva cos'è un serpente? Perché indiana aveva visto i serpenti, sicuramente li conosceva, cioè dice, come mai ha messo serpente? Quindi le ha chiesto, ma perché la risposta hai messo serpente? E la ragazza ha detto, l'unico animale che mangia la nonna, arriva il cacciatore, spara e ritorna la nonna viva, non può essere che il serpente, perché gli altri fanno a brandelli, eccetera, è il serpente l'unico. Lei conosceva come il serpente si nutre, cosa succede, eccetera, aveva applicato questo che dove per forza lo è. Quindi quello ci fa capire, sarà sbagliato nell'ambito della storia, eccetera, che tra l'altro nessuno di noi ha mai detto non può essere vero Cappuccetto Rosso pensando che è impossibile che sparando ritorni la nonna viva, come eccetera. Quello che lei ha detto, che ha fatto questo, è stata una cosa a livello cognitivo molto alto di mettere insieme queste informazioni. Quindi per dire che molte volte, proprio perché non conosciamo il vissuto, le esperienze dei nostri studenti, anche stranieri, eccetera, a volte non capiamo. Quindi la cosa che ha fatto intelligentemente proprio questa maestra è stata quella che chiedere sempre perché hai messo questo. Magari uno dice ho tirato a caso, vabbè, basta, chiuso. Ma invece se uno ti dà una risposta che ha una sua logica, perché ha una sua logica se andiamo a pensare, eccetera, capiamo anche quindi il mondo, la cultura, come funziona, come sia diversa, eccetera. Quindi per dire che è importante. Siccome quando si parla di valutazione parliamo anche degli atteggiamenti degli studenti, cioè come si pongono, vi dico un'altra battuta prima di andare avanti, di come a volte percepiamo lo studente in maniera diversa da come sia. A me è capitato personalmente che avevo una classe di giapponesi e insegnavo italiano. Allora, capite anche voi che se voi avete in classe un giapponese, vedete che si comporta in un certo modo, dite forse è lui che è così. Quando invece vi capita che avete 25 studenti, tutti si comportano allo stesso modo, uno comincia ad avere dei sospetti, dice oddio. E cosa succedeva? Che io, quando andavo per fare lezione, cosa mi capitava? Che avevo l'inchino di tutti. Quindi io la mattina avevo l'inchino. Poi, quando ho fatto l'inchino, si sedevano così, testa giù, scrivere, non alzavano più la testa. Cioè io potevo fare così, non mi vedevano. C'erano proprio assorti. Avete qualche domanda? Allora, giustamente, soprattutto un insegnante italiano comincia a dire oddio, cosa gli ho fatto? Ce l'hanno con me? Perché non mi rispondono? Perché non c'è? E poi dicevo, ma scusa, se mi fanno l'inchino non possono avercela con me, vuol dire che in realtà uno scopre poi che loro hanno una grande stima
considerano a un livello molto alto l'insegnante. Tant'è vero che ci mettono un appellativo che è San davanti al nominativo dell'insegnante, e per loro è quasi un dio, sa quello che deve fare. Poi andiamo tutti in Giappone, trasferiamoci in Giappone, è stata l'idea, andiamo subito tutti in Giappone. Sa quello che deve fare, quindi è inutile che io vada a interromperlo, eccetera, perché ha un suo percorso, eccetera. Tra l'altro, se io studente non ho capito qualcosa, non è colpa dell'insegnante, è colpa mia che non sono stato attento o che non ho studiato abbastanza per capire. Quindi per dire. Altra cosa, quindi capire questo mi aiutava perché c'era un certo atteggiamento, quindi per dire che anche nell'alunno straniero l'atteggiamento, e noi magari scambiamo disinteresse per il fatto che magari si comporta in un certo modo, uno magari che è timido, che non parla, poi vedremo il motivo perché uno magari non parla, eccetera. Quando invece sono situazioni che non sono, diciamo, disagio, ma molte volte non è tanto il problema del disagio, è che sono diverse anche per loro, cioè devono in qualche modo cercare di trovare una loro collocazione, cioè questo che è importante a volte, non è tanto il fatto che sì, è un disagio perché non hanno dato, però non perché facciamo qualcosa di male o si trova, è una situazione nuova anche per loro, quindi per questo vi dicevo, è importante in qualche modo capire anche la cultura, quindi quando valuto, come si valuta, eccetera. Una cosa altra banale, il rapporto com'è dell'insegnante in un'altra cultura con lo studente, con l'allievo. Perché noi magari pensiamo di far bene, di avvicinarci a uno studente e dire dai che ce la fai, su. E magari nella cultura questo viene visto come negativo, cioè lui si sente magari avvicinato nella sua bolla personale e anzi al contrario che viviamo una situazione di disagio. Ecco, quindi anche queste cose uno le deve percepire. Per esempio mi è capitato proprio all'inizio, quando ho cominciato a insegnare CTP, che avevo dei ragazzi che provenivano da un'area arabofona, eccetera, che questi capivano e andavano a capire che io dovevo in qualche modo fare un lavoro e avevano rispetto di me se dimostravo la forza con loro. Cioè loro pretendevano questo. In poche parole, se tu dimostri che hai la forza su di me, questo vorrebbe dire anche in qualche modo che lo bastonassi, tra virgolette, cioè nel senso di dimostrare proprio una forza anche fisica, allora io ho rispetto di te. Se tu non dimostri questo, significa che non vale nulla, non vale la pena, non ti do il mio rispetto. Quindi per dire che ci sono state anche delle situazioni, senza andare poi, mi ricordo in quel periodo anche la non accettazione di un'insegnante donna, anche questo per esempio, o altre cose, cioè quindi ci sono delle situazioni che vanno viste, eccetera, e quindi considerate e cercate anche di lavorarci. In quella situazione era capitato per esempio che c'era un'insegnante donna che insegnava inglese a questi ragazzi e loro non l'accettavano. Il preside fa, beh, visto che c'è lei, va lei e cambia classe. No, ho detto scusi, così fa il loro gioco, non va bene. Facciamo una cosa diversa. Io vado, prendo la classe per 2 settimane, poi la mia collega insieme a me teniamo un'altra settimana e dopo ritorna la classe alla mia collega. Cioè, bisogna far capire, cioè non è che l'escamotage semplicemente c'è un atteggiamento che non va bene e dobbiamo cercare di lavorare su questo. Ecco, per darvi alcune idee di queste situazioni. La valutazione, quindi in generale, a volte crea un disagio perché? Perché le pratiche valutative sono ritenute inadeguate, cioè nel senso uno non sa come valutare, anche l'alunno straniero dice come vado a valutarlo? Perché è vero che adesso ci sono finalmente dopo anni alcune linee guida da parte del Ministero, perché se pensiamo fino a 7-8 anni fa non c'era nulla, sembrava che l'alunno straniero non esistesse, perché se non andava a vedere in circolari o altre cose, decreti, non c'era nulla. Adesso c'è qualcosa che comunque è molto generico, cioè è bello quello che viene detto, dobbiamo cercare di creare una situazione di apprendimento valida con degli strumenti che siano i migliori e tenendo conto della cultura, eccetera. Tutto bello, uno dice come lo faccio?
Perché? Perché ovviamente si deve lavorare poi con gli studenti che abbiamo, quindi anche qua, per quello vi dicevo, andiamo a toccare alcune tematiche, alcune cose, però poi la classe va vista nella sua realtà, cosa si può fare, come si può lavorare, cosa è meglio, eccetera. Quindi cercare anche dei criteri che possano dare maggiore credibilità alla valutazione, perché molte volte la valutazione viene vista come qualcosa di non oggettivo. Questo molte volte anche per i ragazzi, parlo anche di alunni stranieri. Uno dice: ma se io valuto in un certo modo diverso l'alunno straniero rispetto al ragazzo italiano, dicono che non ho valutato in maniera oggettiva, no? Spesso questa cosa che viene detta, cioè in realtà è il far capire che noi, se abbiamo delle griglie e valutiamo, non è che io valuto meno o in maniera diversa l'alunno straniero, è semplicemente che tengo conto di un percorso della lingua straniera, per cui l'italiano, e non è la lingua madre. Cioè, diciamo che questo è uno dei principali ostacoli, anche perché io ho visto che il problema dell'acquisizione dell'alunno straniero è finché uno non ha un livello adeguato per affrontare la lingua dello studio, quindi un famoso B1. Quando un alunno straniero arriva ad avere questo, in molti casi diventa più bravo di un ragazzo italiano. Cioè, quando uno arriva veramente a un livello di italiano adeguato per eccetera, a volte diventa anche più bravo, non so se avete esperienza di questo, di un ragazzo italiano, cioè studia molto di più, si deve fare anche molto di più, e questo l'ho visto anche in diversi cicli scolastici, anche nella scuola elementare, scuola primaria adesso eccetera, dove addirittura mi diceva una maestra: compro io i libri al ragazzo perché la famiglia non aveva soldi, perché lo vedo talmente interessato, che legge, che fa, che li prendo io per lui, perché vedo proprio l'amore per lo studio eccetera. Quindi, per dire che in realtà molte volte il problema è linguistico, non è un problema legato all'apprendimento o a livello cognitivo o altro, ma è il problema della lingua. La valutazione comunque è un mezzo di comunicazione, altra cosa che è importante, nel senso che non è come una spada di Damocle che è lì appesa, che cade sullo studente povero e uno dice non si può fare nulla. Tanto meglio con tutti, si dovrebbe fare così, ma tanto meglio con l'alunno straniero. Quando io lavoro in un certo modo devo creare una comunicazione, quindi sui progressi che uno fa, su quello che viene fatto, che arrivi anche lui a una autovalutazione, cioè c'è bisogno di far conoscere quali sono i passi, no, per la valutazione e quant'altro. Ed è importante perché non è soltanto un prodotto che noi vogliamo arrivare, certo che è importante arrivare a un prodotto, ma soprattutto si tratta di un processo globale, e quindi questa è la cosa che è in qualche modo fondamentale. Cosa ci può servire la valutazione, per esempio, anche nell'alunno straniero? Per vedere se è progredito o meno rispetto a un livello di partenza. Quindi uno dice rispetto a dei miei obiettivi, però anche qua devo pensare quali siano gli obiettivi possibili per un alunno straniero, e come vedremo dopo in maniera molto più dettagliata, mentre con un ragazzo italiano, quando si arriva a lavorare con le discipline, non ci accorgiamo neanche più della lingua, cioè nel senso che uno, se non so, fa scienze, fa geografia o altro, non c'è un interesse da parte dell'insegnante sulla lingua in sé, perché uno ha un livello adeguato, eccetera, è più la concentrazione sui contenuti, giusto? Di solito è così. Quando invece io mi trovo a lavorare con un alunno straniero, c'è ancora il problema linguistico, quindi io devo andare su un duplice binario, c'è la lingua e ci sono i contenuti, e quindi devo stare attenti come posso far progredire anche la lingua in modo che poi i contenuti riescano in qualche modo a passare. Ed è qui che in qualche modo è una forma diversa. Penso che avete sentito parlare del CLIL, lingua straniera, insegnamento di una disciplina in una lingua straniera. Quando
con l'italiano alle 2 si parla con gli studenti stranieri, non è altro che un CLIL, cioè lavorare con una lingua straniera per l'allievo rispetto a dei contenuti. E allora questo vuol dire che io devo cercare in qualche modo non di abbassare i contenuti, ma di facilitare la comprensione dei contenuti usando anche altri mezzi, che non siano soltanto quelli linguistici, ma altre cose. Questo perché vi dico questo? Perché questo vuol dire che anche nella verifica dovrò stare attento che tipo di verifica vado a creare. Nel senso che se io posso costruire una verifica che non è solo puramente linguistica, che va a testare e a verificare i contenuti in altro modo, questo va benissimo. Perché molte volte se io vado a chiedere semplicemente attraverso la lingua, creo dei problemi allo studente che magari ha capito i concetti eccetera, ma non me li sa esporre perché ancora non ha un'autonomia linguistica per poter parlare o poter scrivere. Però lui magari ha capito, quindi non ci sarebbe che peggio che uno ha capito delle cose che sono state lette, fatte eccetera, ma non gli diamo il modo di poterlo esporre perché non riesce, perché gli manca ancora il livello di produzione scritta o orale. E quindi cercare di vedere altre tecniche. Il valutare mi serve quindi anche a verificare l'efficacia dell'insegnamento, ovviamente, indagare sulla capacità degli studenti di relazionarsi con l'ambiente della scuola, monitorare sulla possibilità degli studenti di costruire e sviluppare le proprie conoscenze, e quindi anche per l'alunno straniero serve questo. Fornire un feedback ovviamente agli altri insegnanti e ai genitori, mi serve per creare dei curriculum mirati. E qui è il problema, cioè con l'alunno straniero cosa posso fare? Posso creare dei curriculum mirati. Uno dice sì, è facile farlo nelle classi intermedie, il problema qual è? Quando arriviamo alla prova finale che è uguale per tutti, perché fondamentalmente no, è facile che io anche pensi a un lavoro particolare con gli allievi stranieri nelle varie classi, però uno dice l'esame di terza media, l'esame di Stato, dopo però è uguale per tutti, cioè non è che per l'alunno straniero è diverso, no? Quindi il problema è questo, cioè come arrivo ad avere delle competenze tali da poter permettere che l'allievo possa superarlo? Perché purtroppo le prove sono abbastanza fisse in qualche modo. Mi ricordo che al CTP uno dei problemi che avevamo avuto all'inizio, non sono così vecchio, però 15-20 anni fa, quando avevo cominciato a insegnare, avevamo i primi studenti stranieri che venivano, quindi anche adulti, per imparare la lingua italiana e dovevano fare l'esame di terza media. Cosa succedeva? Che quando uno preparava, cosa succedeva? Che in un anno non si poteva arrivare al livello che uno facesse un tema di italiano o altro, era impossibile. E allora cosa capitava? Che 45 persone che partecipavano, 42 bocciati. Capite che questo non era neanche corretto da un certo punto di vista. E allora cosa è stato fatto in quella situazione? Che proprio quando uno arrivava si diceva guarda che tu puoi arrivare ad avere un livello che può essere accettabile, però ci vogliono 2 anni. Quindi vediamo di fare un percorso programmato per 2 anni per portarti a fare l'esame di. Cioè era anche più onesto nei suoi confronti e soprattutto lo vedeva già come una progettazione per arrivare a questo. Perché se no cosa succedeva? Che uno faceva un anno, non serviva, veniva bocciato, ripeteva comunque e non è detto che poi migliorasse più tanto. Essendoci invece un progetto in qualche modo si notavano almeno delle differenze. L'altro fattore importante è quello che vedremo che dopo dell'autovalutazione, cioè arrivare che comunque anche l'alunno straniero possa valutare se stesso, capisca l'importanza dei passi che fa e sia cosciente di questo, perché molte volte si sente un po' estraneo, diciamo, no? Il fatto di non capire quando ti trovi in classe penso sia una cosa tremenda. A volte quando uno arriva, se gli manca la lingua della comunicazione, penso sia la cosa più tremenda che uno possa trovarsi nella situazione che tu ti parlano o no e tu non capisci nulla.
Noi di solito quando facciamo formazione, una delle cose che facciamo con gli insegnanti, la prima cosa che facciamo è questa. C'è il formatore magari che conosce una lingua, non so, cinese o arabo. Con gli insegnanti cosa fa? Per i primi 5 minuti si mette a parlare in arabo o in cinese, ma non così e uno dice, beh vabbè, poi gli passerà e quando deciderà di parlare di nuovo in italiano va bene così. No, parlando, chiedendogli di fare delle cose, quindi dice tu devi fare questo e tu vieni qua e vedi le persone che sono perse, non sa ma cosa, ma come, cioè, per far capire come un ragazzo straniero, quando non ha le basi minime proprio della lingua italiana, si trova dentro una classe. Il problema è che comunque la lingua della comunicazione si deve acquisire in certo qual modo, cioè uno dice anche qua è bene che uno esca se ci sono dei percorsi è un ghettizzare, allora o lasciamolo in classe comunque a stare lì e sperare che succeda qualcosa. Anche qui ci sono diverse idee su come andare. Secondo me quello che è importante invece è l'integrazione, diciamo prima di tutto sì con la classe, però trovare anche dei momenti, se fosse possibile che ci fossero delle risorse, perché è tutto un problema poi legato a questo eccetera, di portare il livello linguistico degli studenti alto per poter superare alcune cose. Noi abbiamo fatto un progetto che è stato fatto con la Regione Veneto e la provincia di Vicenza e abbiamo lavorato per esempio negli istituti professionali del Vicentino. Abbiamo preso 4 scuole capofila dove c'erano ragazzi stranieri. Lì abbiamo fatto un progetto che è durato un anno, avevamo un'ottantina di studenti stranieri e cosa è successo? Che questi studenti per 3 mattine alla settimana uscivano dalla loro classe e lavoravano con dei facilitatori linguistici, e questo l'hanno fatto a scalare, perché poi uno man mano che aumentava e il livello italiano cresceva, usciva meno ovviamente. E cosa è successo? Che hanno acquisito quindi un livello tale poi per poter lavorare con la disciplina. Inoltre questi facilitatori lavoravano con la classe dello studente rispetto a certe discipline, in quel caso c'erano diritto, storia, e si lavorava poi, una volta che avevano raggiunto la lingua e comunicazione, per lavorare sulla lingua dello studio, quindi aiutarli, facilitarli, eccetera. Questo è servito una buona integrazione, diciamo, per lavorare su questo, cioè nel senso che gli studenti alla fine sono riusciti ad avere un livello adeguato per poter lavorare con le persone, eccetera. Purtroppo questo è un progetto felice, tra virgolette, nel senso che è stata avuta la possibilità, è stato un finanziamento, è stato fatto ad hoc, eccetera. Però per dire che sono convinto anch'io che ci vogliono delle forme, ci vogliono degli investimenti per portarli, perché non è che se le lasciamo uno in classe così siamo sicuri che succederà qualcosa, magari fosse così. C'è bisogno di investire e di fare delle cose e di investire anche per loro, solo per gli alunni stranieri, per portarli a un certo livello e comunque di tenerli in contatto con la classe, perché l'altro problema importante è proprio questo: non dobbiamo separarli o altro, cioè è importante che ci sia questa armonizzazione anche nella classe e siano insieme. Altra cosa che è importante sarebbe comunque anche che ci sia un lavoro dove comunque l'alunno straniero non viene visto sempre quello che deve ricevere. Vi spiego, in una scuola è stato fatto anche un lavoro pomeridiano per questi ragazzi stranieri di lavorare, non so, a livello interculturale e fare delle cose. Allora, all'inizio hanno chiesto che andassero, si sono presentati soltanto 2 o 3. Perché? Perché ovviamente suonava sempre come se quelli che avete bisogno, no? Quindi è vero che a uno piace ricevere, ma penso che ogni tanto uno che sempre riceve voglia anche dare, sia normale, no? Come situazione. Allora, avendo poi cercato di cambiare il progetto, quando si è visto che non funzionava, coinvolgendo anche ragazzi italiani che avevano una certa sensibilità a livello interculturale, al pomeriggio sono stati questi gruppi di lavoro per ragazzi stranieri e ragazzi italiani per parlare della cultura, ognuno parlava della propria cultura, eccetera. Questo serviva per sviluppare l'italiano, la lingua italiana, la cultura tra di loro e far vedere che entrambi davano. Allora questo è stato anche a livello proprio di
interesse e motivazione verso gli alunni stranieri molto interessante. Quindi per dire che bisogna anche giocare su queste forme a volte. Non è facile, però. Ecco, quindi questo l'abbiamo visto. Il problema, come vi dicevo, è che molte volte non abbiamo una guida da parte del Ministero, cioè nel senso che uno dice io mi trovo a dover formulare con i consigli di classe un lavoro di pianificazione, giusto, per l'alunno straniero. Allora, cosa faccio? Come vado a valutare? Quali strumenti? Quali indicatori? Come posso fare? Allora, va da sé che quello che è fondamentale, secondo me, all'inizio, è conoscere bene, dal punto di vista non solo linguistico, ma anche culturale, il singolo allievo. Cioè, quindi all'inizio, se noi abbiamo una specie di test d'ingresso, chiamiamolo come vogliamo, che è non soltanto linguistico, cioè nel caso che uno già conosca un po' di italiano, mi serve per vedere il suo livello, per vedere le sue problematiche, eccetera, ma soprattutto conoscere anche a livello culturale alcuni aspetti, eccetera, proprio per partire da qui, per vedere un percorso per questo studente. E poi, comunque, avere un collegamento sempre con quello che uno fa, come organizza, come va avanti, soprattutto a livello di monitoraggio, nel senso che non è perché faccio all'inizio, identifico dei bisogni e dopo guardo alla fine. Secondo me quello che è importante è anche quello che ci sta da lì ad arrivare alla fine, cioè avere un monitoraggio costante di quello che succede, quello che passa, non passa, i problemi che ci sono. È questo che forse ci aiuta ad essere vincenti. È come quando uno fa una lezione, anche normalmente, non soltanto per gli stranieri, perché poi alcune cose che vediamo con gli alunni stranieri vanno bene per tutti, sono buone pratiche in qualche modo. Se io dopo una lezione so quello che è passato o meno durante questa lezione, so cosa devo fare la volta dopo. Se invece faccio la lezione, suona la campanella, vado via, poi e magari scopro dopo, quando farò una verifica di quello che è passato dopo 20 ore, capite che dover riprendere tutto questo è molto più difficile, no? Se invece io dopo ogni lezione, infatti io dico sempre, finire la lezione 5 minuti prima o 10 e fare una sintesi, vedere quello che è passato o meno, diventa importante. Perché? Ma anche con piccole cose. Per esempio, se già io quando faccio una lezione uno dice oggi parlerò di A, B, C, D, benissimo. 5-10 minuti prima della chiusura, allora, su A tutti mi sapete dire qualcosa? A sì, eccetera. B, ma quando l'ha detto? Capite che in quel momento volavano con gli angeli, chissà dove erano con la testa. Però purtroppo voi non potete fare come gli struzzi e mettere la testa, far finta di niente, la volta dopo purtroppo bisogna riprenderlo. Oppure magari con una piccola tabella da completare, qualcosa, dove io vedo subito quali sono i punti oscuri. Questo mi serve per la volta dopo. Ecco, quindi anche qua, e con l'alunno straniero è importante sapere dove siamo, cosa sta facendo. Con tutti è importante, non è che, però dico in modo particolare con l'alunno straniero proprio perché ci sono più difficoltà, eccetera. Anche qua, quali interventi possono essere più o meno efficaci? Il problema è che molte volte noi non possiamo dare delle indicazioni, come dire, con l'alunno straniero fate così, perché la cultura sembra una cosa banale, ma entra veramente molto nel decidere il tipo di intervento. Cioè a volte la cultura è veramente problematica. Vi faccio un esempio di qualcosa che è capitato pensando a un libro di testo. Allora, era stato fatto un libro di testo di italiano per stranieri per Marocco o per l'Algeria e un altro paese, ok? Tunisia. Okay. Questo libro di testo è dato a finire al macero. Non l'hanno preso. Perché? Perché in una pagina del testo, dove si parlava delle parti del corpo,
era stata usata una statua per loro visto come pornografia. Cioè il libro è finito al macero. Sì. Quindi per dire, non pensava che la statua potesse creare, per dire, il problema. Oppure a una mia collega, mi ricordo quando lavoravo al CTPR, cioè che lei ha fatto vedere un film dove si baciavano semplicemente 4 donne che erano arabe, la volta dopo non si sono più presentate. Cioè per dire, questo era stato visto in maniera negativa. Quindi per dire che a volte noi possiamo avere anche degli interventi, decidere delle cose, trovare anche delle soluzioni, abbiamo sempre il problema della cultura, perché sembra una cosa banale, ma in realtà la cultura poi ci porta a scontrarci con dei problemi relazionali, situazionali o altro. Quindi anche qua a volte quello che manca è la conoscenza, cioè come potranno reagire di fronte a questo, rispetto a questa cosa. Quindi anche qua il fatto è, anche qui non è che noi dobbiamo non farlo, attenzione, è che allora sapendolo uno può prevenire e dire guardate che sarà questo, però attenzione che non è una situazione negativa o altro, aiutarli perlomeno a capire. Ecco, per dire che ci sono delle situazioni che capitano purtroppo e uno non sa gestire, non capisce neanche perché succedano, lo capisci dopo. Questa è un'altra cosa secondo me che è fondamentale, che non ci accorgiamo, però è importante. Allora, il filtro affettivo, cioè come si trova l'alunno straniero in una classe italiana. L'alunno straniero si trova di fronte a persone che sono madrelingua, giusto? Tutti i docenti sono madrelingua. Gli studenti, i suoi compagni, metà se non di più sono madrelingua, lui deve parlare in italiano. Secondo voi come si trova? Per farvi capire meglio vi faccio una domanda che coinvolge voi. Quando dovete parlare in lingua straniera con qualcuno che è madrelingua, come vi sentite? Allora, io vi dico come mi sento io. Allora, io parlo inglese tranquillamente, senza problemi. Quando trovo che parlare con la mia collega, la Cuna, conoscete, che lavora in didattica con me, eccetera, quando devo parlare con lei, dico, Dio, speriamo che non mi scappi qualcosa. No? Sei lì che dici, Dio. E quando uno è teso, perché? È la volta che ti scappa qualcosa, perché poi è così, no? Se invece devo parlare con francesi, tedeschi, spagnoli in inglese, senti che parlano e fanno degli errori, tu vai tranquillo e dici, ma che vada sarà un successo o no? Non è questo che capita. Cioè, sentirsi. Allora, pensiamo alla situazione dell'alunno straniero. Dobbiamo cercare che questa ansia non ci sia. E molte volte non è tanto il problema di sbagliare o di far brutta figura verso l'insegnante, è verso il compagno che ha paura magari di essere deriso, preso in giro. Allora molte volte cosa si fa? Qualcuno dice, beh, lui ha provato e magari non ha pronunciato in maniera corretta, proviamo a vedere delle parole nella sua lingua, voi come le pronunciate, cioè, vediamo se siete bravi, no? Quindi far vedere che apprendendo una lingua straniera è ovvio che uno deve imparare, eccetera, quindi non si va a prendere in giro il compagno se sbaglia o meno, perché è una cosa che è normale che capita. Ecco, quindi per dire, però il filtro affettivo è importante. Il concetto di verifica, valutazione e certificazione, uno dice, rispetto anche all'alunno straniero, cosa è importante? Allora, uno dice, come valuto l'alunno straniero? È giusto, qualcuno già mi chiedeva prima, vale la pena di fare delle certificazioni per l'alunno straniero, lavorare per questo oppure no? Allora, per quanto riguarda la verifica che è un confronto di dati raccolti con gli obiettivi formulati nel percorso didattico, uno dice lì, soprattutto a livello di contenuti, dovrei vedere rispetto all'alunno straniero se i contenuti
gli metto in paragone con gli altri ragazzi, a che livello si colloca? Cioè devo fare un lavoro in qualche modo non differenziato, ma diciamo per i contenuti devo arrivare ad avere gli stessi contenuti. E quindi li colloco, dov'è che questo ragazzo, come, eccetera, andando a correggere una prova. È nella valutazione però che c'è la differenza, cioè interpreto gli esiti delle verifiche alla luce della storia personale dell'allievo. Allora uno dice, l'alunno straniero che ha raggiunto questo livello, che rispetto alla classe si colloca in questa posizione, però da dove è partito, dalla situazione, il problema linguistico, eccetera, allora vuol dire questo. Vi faccio un esempio banale per farvi capire anche il livello di valutazione. C'è stata un insegnante che un giorno mi ha portato durante un corso di formazione una prova di una ragazza cinese che aveva scritto una prova e mi ha detto, professore, lei come la valuterebbe questa? Come la valuterebbe? Allora io ho guardato il foglio dove c'era scritto, questa qui era qua da 6 mesi, 7 mesi mi pare, ecco, in Italia, aveva cominciato a studiare italiano. Allora io ho cominciato a vedere questo scritto e ovviamente ci sono 30-40 errori se andiamo a contarli, eccetera. Ho provato a leggere e a parte 4 righe, 3 righe che non mi erano comprensibili, cioè non capivo niente, il resto avevo capito. Allora ho detto, io adesso non so il livello della classe quale sia, perché non posso entrare in quella classe specifica, però per me questo compito è sufficiente, nel senso che la prima cosa importante è la comprensione. Cioè una ragazza che guarda 6-7 mesi, la prima cosa andiamo sulla comprensione, che riesca a farsi capire, poi elimineremo gli errori, andiamo a vedere, però questo è il primo passo. Io dico, proviamo a vedere noi, se fossimo da 6-7 mesi in Cina, scriveremo in cinese come? Cioè, perché uno dice mettiamoci anche al posto degli altri, no? Quindi dico, per me il primo aspetto è la comprensione. È ovvio che dopo si parte da qua e si deve cercare che uno migliori, eccetera, però un primo passo, almeno io lo vedevo in questo modo, e molte volte uno non deve anche demotivare, no? Quindi il fatto di anche un piccolo passo deve essere in qualche modo incoraggiato, perché con l'alunno straniero è difficile poi che uno se no si perda, si lascia andare, perché se vede che continua ad avere tantissimi errori e non riesce in qualche modo a superare questo, è ovvio che uno dica, beh, non faccio nulla, lascio perdere tutto, no? Sulla certificazione vi dico solo una cosa molto veloce. Qualcuno mi chiedeva, ma è importante che gli allievi stranieri arrivino a fare delle certificazioni oppure no? Rispetto alla lingua italiana, ovviamente, no? Allora io dico, rispetto al percorso che uno fa, poi per l'università non è necessario, perché ormai se uno fa la scuola superiore qui, quando poi va all'università, perché per l'università, per uno che è straniero, che viene a inserirsi all'università, c'è bisogno che uno abbia un B2 di italiano, e allora uno può entrare e iscriversi all'università italiana se fa l'esame e dimostra di avere un B2. Però per un ragazzo straniero che ha fatto la scuola da noi, in automatico sì. Quindi lui dice, la certificazione può servire che cosa? Come aumentare la sua stima, per farlo vedere come traguardo, per dire dai, vediamo se arriviamo a vedere questo. Questo può essere un motivo, ma non perché si devono fare certificazioni su continuazione. L'altro aspetto che potrebbe servire in una certificazione invece qual è? Che se dopo ritorna nel proprio paese può dimostrare di avere una competenza nella lingua italiana che magari gli potrebbe servire, che ne so, per qualcosa. Ecco, quindi questo potrebbe essere l'aspetto di utilità in qualche modo. L'altra cosa che è importante per tutti, non solo per l'alunno straniero, è che abituare la persona alla valutazione, a essere valutati, e che diventi qualcosa che è familiare, non qualcosa che è negativo, perché molte volte sembra che la valutazione sia qualcosa che è negativo. Allora anche qui
uno dice a volte è difficile sempre per l'aspetto culturale, perché uno non sa come veniva valutato lo studente quando si trovava nel suo paese, quali erano gli strumenti, i mezzi o altro, era abituato alla valutazione, cioè, quindi cercare di far sì che questo non sia, tra virgolette, un trauma, ma diventi qualcosa che fa parte del percorso, che è qualcosa che è regolare, e in qualche modo arrivare a autovalutarsi anche, cioè se fosse possibile che uno arrivi anche all'autovalutazione. Poi anche qui, vado veloce, abbiamo diversi tipi ovviamente di valutazioni, perché possiamo avere quella iniziale, formativa, quella finale, e quello che è importante è che l'iniziale per l'alunno straniero ci serve per che cosa? Per capire il livello linguistico, ma per capire soprattutto anche le altre componenti a livello cognitivo, cioè che cosa può fare, che cosa non può fare, perché molte volte cosa succede? Che si abbassa il livello di richiesta dei contenuti. Si tratta di fare un'analisi iniziale e di vedere questa persona quali sono le competenze, è scolarizzata, non è scolarizzata, rispetto anche alle discipline che percorsi ha già fatto. E allora uno può eventualmente capire dove può essere collocato, perché questo diventa un altro problema, cioè dove posso collocarlo effettivamente. C'è poi lavorare molto con la valutazione formativa, quindi anche con l'alunno straniero, cioè nel senso che io faccio delle attività eccetera che non sono semplicemente per dare un giudizio o altro, ma perché si renda conto del livello in cui uno si trova. Quindi questa è la cosa che diventa